Un inganno crudele e logorante. La vittima è una madre vicentina. Da 4 anni un giovane le prospetta gravi problemi giudiziari a carico del figlio ventenne. Ma è tutto inventato, si tratta di un inganno. Se vuoi salvare te e tuo figlio, devi fare come ti dico io, insiste il truffatore. La donna, una 59enne di Longare, ormai soggiogata, viene indotta dalle continue manipolazioni psicologiche a versare al malintenzionato in più riprese oltre 132.000 euro per fantomatiche spese legali. Intervengono i carabinieri di Longare, gli investigatori esaminano i tabulati bancari e documentano i ripetuti bonifici e versamenti da parte della donna, accertando che l'indagato, un 24enne italiano disoccupato di Montegalda, ha sperperato i soldi versati dalla donna acquistando un SUV di lusso da 90.000 euro. Le indagini consentono all'autorità giudiziaria di Vicenza di emettere un decreto di sequestro preventivo della macchina e di bloccare i conti correnti dell'indagato. Il 24enne è stato denunciato in stato di libertà per truffa aggravata, ma soprattutto è stato stroncato l'odioso raggiro e restituita serenità alla vittima.